Ciao ragazzi, allora avevo promesso che avrei fatto dei video specifici per ogni stile. Oggi parliamo del primo stile che vi ho fatto vedere, che sarebbe quello tradizionale, che in sardo è chiamato Desugonnottu. Sugonnottu tradotto sarebbe di quello conosciuto. Questo stile racchiude un pochino tutto quello che vedete nelle arti marziali. Tranne le armi, logicamente, possono essere implementate in questo stile di vuoto, però in questo caso si sta parlando a corpo libero, quindi senza armi. Quindi è la moda di quello che è conosciuto e lo pratichiamo per immagazzinare movimenti, conoscere più tecniche e quindi se qualcuno le applica contro di noi, in questo caso gli scudi, in questo caso qui in allenamento, in realtà possiamo coprire più angoli e capiamo un pochino di più di tutti. Ecco, quello è lo scopo principale di questa moda del Sugonnottu, che sarebbe lo stile tradizionale. Nida in sardo, che sarebbe netta, precisa, perché questi stili tradizionali sono molto precisi, hanno angoli ben precisi, parano, le dita sono messe in certi modi, quindi proviamo a rispettare tutte quelle cose lì per tenerlo tradizionale. Sentiamo i colpi, li blocchiamo così, facciamo delle ginocchiate, ricorda un pochettino i movimenti che fanno i monaci Shaolin. Anche un pochettino quello che c'è nel karate, un po' nel silat. Tante discipline, molte delle tradizionali hanno questo stile ben preciso. Questo stile qui non è solo per immagazzinare più tecniche possibili, è anche per memorizzare le tecniche o le sequenze della propria arte marziale. Tipo, io ho le mie sequenze, per adesso ne ho 13 e in queste sequenze ci sono i colpi che sembrano molto tradizionali. Per esempio, se parliamo della sequenza 7, ci sono movimenti che fanno questo lavoro qui, che sono aggrappare il collo qui dietro in questo modo qua. Ci sono questi movimenti qua, ci sono certi tipi di parate in questo modo. Quindi, come negli altri arti marziali, anche gli scudi ha i suoi movimenti netti, precisi, tradizionali. In questo caso però della moda, questa moda del Sugonnottu, lo stile è praticato libero, quindi non c'è un ordine preciso che seguiamo, è tutto improvvisato. Usano più tecniche possibili, di qualunque stile. E spero di essermi spiegato bene e di avervi dato una delucidazione un pochettino su questo stile in particolare. Arriveranno anche gli altri stili, ma nel frattempo questo era Samoda Nida del Sugonnottu, quindi lo stile netto, preciso di quello che è conosciuto. Ok? Ciao da scudi, hasta prossima!